L'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. No, strano no, sono molto curioso, come direi tutta Italia, che non vede l'ora di vivere questa partita. Quindi non ci aspetta che guardarla, perché le attese sono di quelle importanti, dove al di là di Conte che è andato all'Inter c'è una squadra che sta facendo molto bene, è partita con grandi risultati, e per una Juve che ora come ora la classifica la vede dietro, che deve inseguire. Sarà un grande match, io la vivo da fuori, da tifoso juventino, non vedo l'ora di vederla e di vedere la Juventus vincere. La Lazio vince in Europa League contro il Rennes 2-1, questo è il commento a fine gara del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi. Promesso, e siamo stati bravi perché abbiamo preso un gol che non lo si doveva prendere su un calcio da fermo, però siamo stati bravi a rimanere in partita, a non mollare, abbiamo vinto una partita importante che riapre il girone, adesso aspettiamo il doppio confronto col Celtic. In Europa League pareggio 1-1 per la Roma contro il Wolfsbergen, a fine gara il commento del portiere Mirante. Ci aspettavamo una squadra aggressiva, sinceramente l'hanno fatto per tutta la gara, va dato merito anche a loro, ma in alcuni momenti, soprattutto nel primo tempo, pensavamo di aver trovato comunque le soluzioni, infatti abbiamo avuto tante volte la palla giusta per fare gol, a volte ci è mancato l'ultimo passaggio e poi ovviamente nel secondo tempo abbiamo perso tante volte la palla in uscita, e su questo dobbiamo lavorare, perché comunque sia poi dopo le altre squadre prendono coraggio e sicuramente possono far male, come è successo nel pareggio. No, mister non parla a fine partita, penso che analizzeremo insieme la partita in questi giorni e poi ne parleremo. Ci piace giocare come chiede il mister, però sicuramente bisogna fare di più. Il tabloid inglese Telegraph riporta una notizia secondo cui il ruolo di Mauricio Pochettino come tecnico del Tottenham non sarebbe in discussione. A confermarlo è lo stesso presidente del club inglese, Daniel Levy. Al contrario, la dirigenza sarebbe ottimista sul futuro della squadra e godrebbe di piena fiducia nei confronti dell'allenatore argentino, arrivato sulla panchina del Tottenham nel 2014 dopo aver allenato per un anno il Southampton. Ora gli Spurs devono impegnarsi per passare il turno in Champions League, ma secondo i vertici della società il piazzamento entro i primi 4 posti è ancora possibile.